Maurizio Dienese, giornalista, mi occupo di criminalità organizzata, in particolare di mafia, camorra e 'ndrangheta. Il Veneto negli ultimi 10 anni ha visto il radicamento delle organizzazioni malavitose e quindi c'è bisogno di occuparsi sempre più di queste infiltrazioni, di questo radicamento. E se 20 anni fa era praticamente impossibile entrare in contatto con la malavita organizzata che era concentrata in alcune zone del Veneto, mi riferisco per esempio alla banda di Felice Maniero, per noi normali era impossibile avere contatti con loro. Adesso invece le probabilità che hanno soprattutto i giovani che si affacciano al mondo del lavoro sono altissime. L'Università di Padova calcola che ci siano 400 aziende di medie dimensioni che sono infiltrate dalla mafia e quindi c'è assolutamente bisogno di informazione, perché l'informazione ha a che fare con la legalità e la legalità ha a che fare con la libertà. Informazione vuol dire sapere esattamente che cosa sta succedendo anche nella nostra regione, che come tutte le regioni del nord Italia è largamente infiltrata da mafia, camorra e 'ndrangheta. Concludo dandovi un paio di consigli sulle cose da leggere, Sciascia di sicuro, in particolare il giorno della civetta, e poi un film, Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.